Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Spazio e tempo sono le due dimensioni che dicono il nostro esserci, qui e ora. Dicono il nostro esistere, scandiscono la nostra vita. In particolare, il tempo è la dimensione nella quale noi siamo inseriti. Sant'Agostino, di fronte alla domanda che cos'è il tempo, diceva: non saprei che cosa rispondere, perché il tempo è la mia stessa vita, anche se faccio fatica a definirlo nella sua qualità, perché il passato è già passato e di lui posso avere solo memoria. Il presente è fugace, perché l'istante che sto vivendo ora è già passato. La dimensione che mi sta davanti deve ancora venire, eppure è quella che io aspetto, è quella che mi motiva. Il futuro è il criterio in base al quale io organizzo anche il mio presente. Avrete capito, cari ragazzi, che in questa settimana vorrei che la nostra preghiera riguardasse proprio il tempo. Sì, perché siamo arrivati al termine di quello che nella Chiesa viene chiamato l'anno liturgico, vale a dire l'insieme dei momenti nei quali facciamo memoria viva degli aspetti essenziali della vita di Gesù e della storia della salvezza. L'anno liturgico è organizzato attorno alla Pasqua, che è il momento centrale, il cuore della nostra fede, e da lì tutto si sviluppa. Al termine di un anno viene spontaneo allora fare un bilancio. E a me piacerebbe che ciascuno di noi oggi si chiedesse: ma io come sto vivendo il mio tempo? Qual è la qualità del mio tempo? Penso che tutti voi facciate esperienza del fatto che c'è sempre di più un'accelerazione dei nostri ritmi di vita. Ma noi come abitiamo il nostro tempo? Come lo viviamo? Lo valorizziamo? Lo sprechiamo? Lo riempiamo di relazioni buone, di aspetti importanti che possono giovare a noi e fare del bene agli altri? Oppure il nostro tempo è vuoto? Una delle espressioni più ricorrenti è "non ho tempo". Proviamo a domandarci se è vera, oppure se noi la pronunciamo perché desideriamo lasciare vuoto il nostro tempo. E chiediamo anche al Signore di aiutarci a viverlo bene, a viverlo in pienezza. Riprendo per questo l'ultima espressione del Salmo responsoriale di ieri, della Messa domenicale, una preghiera bellissima che ci riempie di gioia, perché ci aiuta a riconoscere che Signore del nostro tempo è Gesù. Allora ripetiamo insieme: proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Insieme: proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nella fossa, né lascerai che il tuo fedele veda la corruzione. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Buona settimana, cari ragazzi, buono studio e riempiamo il tempo di tanto bene.